Filippo Spanu, assessore agli affari generali e che ha diretto la cabina di regia del piano di rilancio del Nuorese. A che punto siamo? Siamo a un punto abbastanza avanzato, nel senso che ormai quasi tutti gli interventi che erano stati previsti dai vari accordi di programma, dai 3 accordi di programma che sono stati finanziati e sono stati stipulati, stanno camminando. Abbiamo solo qualche difficoltà in alcune aree. In particolare abbiamo la necessità di fare qualche approfondimento relativo alla parte delle cave, che hanno una serie di problematiche di tipo prevalentemente burocratico-amministrativo, e si stanno mettendo a punto, anche affinando, gli interventi per gli incentivi alle imprese per la formazione, mentre invece gli interventi per le scuole, gli interventi infrastrutturali per le strade, altri tipi di interventi che riguardano l'istruzione, comunque in generale, gli interventi museali stanno tutti camminando. In diversi casi sono anche state passate le risorse, stiamo parlando di almeno già 10-15 milioni di risorse già passate e comunque tutte in fase di firma della convenzione. È chiaro che adesso siamo in una fase proprio di attività vera e propria, quindi non c'è da aspettarsi fatti particolarmente rilevanti, se non alcune cose che diventano simboliche. Per esempio, da poco è partito il progetto Pergola Village a Orani, è partito il progetto Visit Nuorese attraverso azioni sul turismo che sono anche abbastanza evidenti, sta partendo il progetto TP Lora. Insomma, la macchina è in cammino, di questo siamo molto soddisfatti. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna lavorare tutti insieme, perché comunque i passaggi coinvolgono tutti ed è necessario che tutti mantengano una tensione altissima perché le risorse possano arrivare a buon fine.